Biofan, amico mio, ascolta, ho una grande notizia. Allora, le dico, venerdì faccio una festa con tutti i miei amici più cari e con le persone alle quali che tengo di più, no? Te la capire, non so. Quindi mi raccomando, cioè, con tutti gli amici più cari, le persone alle quali che tengo di più, mi raccomando, venerdì non stanno per me i c***oni. Eccolo, uno è per le alte che deve fare le sue robe e arriva il telefono di Biofa, dime, sono su per le alte che stavo aspettando una carsolina. Oh, la carsolina, gnam, Sì, buonissima, sì. ciao. Un dolce, sì, carsolina, sono una pasticceria, sai che spero una carsolina, non so. Te sono recuperabile, cioè. Guarda, ho perso il portafoglio, non so come fare. Orca povero amico mio, cioè. Ma era pila dentro? Era tutte le paga. Accidenti, cioè. Diamo un'occhiata, si immagini se per il mio amico. Guarda sotto il sedile. Sotto te cadito. Il dovessi essere là, sì. Non c'è niente, Biofa. Ok. Niente a fare, cioè, non trovo niente. E adesso cerchiamo il modo giusto per investire. Contribuire alle spese per la casa che gravano tutte sulla vecchia oppure donarli al mio unico figlio al quale non ho mai versato un euro. Che dilemma amletico. Analizziamo la situazione. I miei vecchi sono in una fase della vita nella quale il rischio maggiore è quello di sentirsi inutili nel contesto sociale. Non sia mai, non che dato. Donarli a mio figlio con lo sforzo che ho fatto nel non dargli nulla in modo che sviluppasse un carattere forte sarebbe un delitto. Non posso fargli questo. Resta un'unica alternativa. Fistazza! Questo è il momento giusto per chiamare l'amico che sa tutto, Rioma enciclopedico, rinominato Mario Google. Rioma, ho bisogno di una dritta perché devo fare una festa importante, anzi sono invitato. Posto delle veste caratteristiche, aria salubre, ampio parcheggio, cucina di livello e vista mare. Ma non mia mamma che la vedo ogni giorno, proprio vista mare. Non vado a spese. Buca 19 al Golf Club di Padrizzano. Andiamo allora in missione Golfinger, Biofan. No, riguardo alla telefonata prima, no? Che ti avevo detto quella roba là. Ti sei assegnato? Venerdì non rompo i coglioni. Dai. Non me la sento, guarda, adesso sono qua per provare a assaggiare da robe, però già vedo che sono un disastro. Allora, me la porta adesso un bicchiere di vino, non voglio neanche dirti, va. Cioè, vieni in cartone, cioè, va. No, non te posso chiamare, dai, mi conosco il tuo senso estetico estremo, insomma, so come che ti piaci, quasi brutto, te capisci? Davanti non ti dico altro, la ferriera, cioè, maledetti, se ricordi, gli aveva detto l'abbiamo chiusa, no, l'abbiamo spostata, tipiche robe del potere che te nascondi in queste robe qua, cioè, è vergognoso, bara, è pericoloso, poi quasi sempre te impazza, se soglia borgo, diluvia qua. Grazie. Tartara. Prego, buon pranzo. Grazie. Ma sì, pasta, io, cosa ti dico? È buono. Facciamo quel che potremmo. Diluvia, cosa ti dico? Ti che la salute è cagionevole, non se poi, è rischioso, te capisci? Che sono fragili come le borse del Lidl, dai, per favore. Un attimo. Biofa, vara, è un disastro, cioè. Guarda, maestro. Grazie. Che dura. Te sta a casa, te voglio troppo bene. Goldfinger. Go davanti a... Senti i fumi. Sono i nostri tortelli bicolore, pieni di umbrina con dischi di crostacei. Grazie. Prego. Ma certo pure me l'ha portato. Ho visto era un furgonzino, penso che si andai in sanatorio, non ti dico altro, se sei una disgrazia. Brutto, non voglio metterti davanti a sta roba qua perché ghettegno troppo a te. Grazie maestro. Soffritto misto con maionese all'aglio. Sì. Prego. Maionese all'aglio. Rendite conto delle fantasie, gli stimati, i disi ste robe, no? E dissonanti. Questo mi ha portato una scatoletta de tonno. Poi anche andiamo a fare la spesa in discount insieme, però qua non me ne sento proprio, Sono troppo importante per mi capisci? So che è il momento del conto, la tieni in portafoglio. La tieni tutto per venerdì, così facciamo la festa, dopo e se avanza mi torna qualcosa, se no lasciamo andare, Unico appunto, se non che dispiace, allora, mica ho visto che c'è sta roba che il locale è aperto a tutti, proprio a tutti, non solo i soci, non potessimo mettere un cartello fuori all'ingresso della strada, aperto a tutti, tranne quel monade Biofa. Goldfinger! Allora, neanche non ti dico Biofa, una roba, cioè, che giornata di merda! Volevo dirti innanzitutto scusa per la mia mancanza
infatti che avevo detto, mi raccomando, venerdì non rompere i coglioni. Non volevo dire questo, ecco. Mi volevo dire, non rompermi i coglioni a me, gli altri tranquillo. Ma sentite libero, sentite libero. Ecco, ma sarà due gatti, dei, sarà due degli ori, dei biofa, nulla. Agli Apocalisse 9 puoi venire tutti! Grande quel buona del Biofa! Grandi! Fistazza! Mi raccomando, venerdì non stanno per me i c***i. Ben? Sì, niente, scusami per prima, sa. Mi sono lasciati a parte. Ascolta, che strazzo. Mi lascio trasportare. Che giornata di merda. Non rompermi i c***i. Ma non tutti,